pomeriggio e bentornati a Neapolis. Robot sempre meno impersonali e asettici, anzi in grado di prendere decisioni autonome e di interagire con chi li circonda. Si chiama DexSmart, il progetto internazionale sull'intelligenza artificiale. E ora andiamo nel Dipartimento di Informatica e Sistemica dell'Università Federico II di Napoli, dove si lavora alla realizzazione di robot in grado di interagire con l'ambiente circostante e persino di prendere delle decisioni. Quando è che una simulazione di personalità diventa la particella amara di un'anima? Tra non molto sarà possibile innamorarsi dei robot, lo dice uno degli ultimi bestseller sulla robotica, e la reazione alla notizia è duplice. Chi se lo augura sognando che i robot diventino sempre più umanoidi e chi teme la loro concorrenza. Al Dipartimento di Informatica e Sistemica dell'Università Federico II di Napoli puntano su qualcosa di più pratico: costruire dei robot che interagiscano con l'ambiente umano, prendendo decisioni e facendo scelte, così da poter assistere anziani, ma anche chirurghi effettuando operazioni ad altissima precisione ed ancora intervenire in luoghi ostili. Insomma, aiutare praticamente gli esseri umani. Per sviluppare queste forme di intelligenza artificiale è nato il progetto internazionale DexSmart, sigla composta da Dexterous e Smart, i due elementi principali su cui puntare: l'abilità nell'uso di entrambe le mani meccaniche, grazie a sensori intelligenti. Il DexSmart è stato finanziato per 6.300.000 euro dall'Unione Europea e riunisce università di Napoli, di Bologna, 3 gruppi tedeschi, uno francese ed uno del Regno Unito. A coordinarlo è Bruno Siciliano, ordinario di automatica alla Federico II di Napoli, presidente della Società Mondiale di Robotica e responsabile scientifico del laboratorio Prisma. Di qui a 4 anni noi avremo una serie di dimostratori nei vari laboratori del progetto su una serie di compiti che vadano a simulare delle realtà come si possono trovare negli ambienti domestici, nelle scuole, negli ospedali, in tutti quegli ambienti pubblici in cui di qui a 15 anni, 20 anni potremmo vedere dei robot in opera. Il progetto ha un'altra finalità: rafforzare la competitività delle imprese europee nei settori della robotica personale e di servizio, settori che risentono della forte concorrenza asiatica. In Europa abbiamo una buona tradizione in campo industriale. 3 dei 5-6 colossi al mondo di costruttori di robot industriali risiedono, hanno le loro sedi in Europa. Ora queste aziende stanno man mano trasformando il loro interesse di mercato verso il campo della robotica industriale avanzata e della robotica di servizio. Siamo simili, ma nessuno è come me.